l'asilo nido. Eccoci qua, siamo tornati insieme, abbiamo visto delle criticità, parlavano di qualità della vita che tanti si aspettano, ma deve cambiare qualcosa nel mondo del lavoro assolutamente, perché c'è stata una svolta. Che lo senta un imprenditore o non lo senta, lo voglia o non lo voglia, prima o poi qualcosa scoppia, per cui meglio prevenire. Diceva un telespettatore che il settore turistico è trainante, lo diceva lei nei dati testuali, per cui è vero. È un rischio puntare però su questo settore esclusivamente, perché adesso abbiamo il mercato degli Stati Uniti che va bene, perché loro hanno dei prezzi altissimi. Beh, no, da noi stanno benissimo. E da noi stanno benissimo, per cui spendono, e tutto si è adeguato agli americani. Mi sembra di tornare indietro in aree geografiche diverse, geologiche diverse. Manca agli americani come sono mancati i russi improvvisamente, facciamo gli scongiuri, ma può succedere, l'italiano non ha, cioè il consumo interno non c'è. Sì, non è sufficiente. Non è sufficiente né per il turismo né per mantenere il manifatturiero, non è sufficiente. Noi non abbiamo un potere di acquisto che giustifichi tutto questo meccanismo di produttività. No, noi infatti abbiamo bisogno di un sistema economico che copra tutti i settori. Ricordiamo che ad esempio il settore edilizia, nonostante il super bonus da quest'anno non ci sia, e che i bonus legati alle abitazioni piuttosto che ad altre cose sono stati molto ridotti, perché il bonus è rimasto al 50% solamente per la prima casa e quindi ovviamente ha ridotto tutto. Però nonostante questo noi stiamo vivendo una situazione dove secondo me dobbiamo rivedere tutto quello che è il sistema paese da un lato, ma il paese Italia legato all'Europa. Abbiamo da sfruttare tutto quello che è la casa green, ma tutto quello che è il sistema green, un po' viziato. Abbiamo, ovviamente ce ne siamo accorti sulle auto. Sì. Abbiamo tutto il settore, veniva già accennato all'inizio, dell'automotive che ha messo in difficoltà l'indotto e le nostre aziende. Noi, il Veneto, produce moltissimo per tutto quello che è la Germania, che è grande produttrice di automobili importanti. Ecco, però purtroppo anche questo, il tema dell'elettrico a discapito del gasolio piuttosto che della benzina, ha messo in difficoltà. E se non basta, la cultura nostra non va ad acquistare macchine elettriche. Mi veniva detto dai nostri artigiani che seguono il settore, quindi meccanici e via dicendo, che neanche le macchine usate elettriche vogliono, perché hanno paura che nel momento in cui uno la vende, anche che abbia 2 anni di vita, sia già finita, nel senso che c'è poca fiducia in questo sistema. Ecco. Se non basta, ci sono delle regole che si sono dettate a livello europeo in cui dicono, ecco, nell'arco di pochi anni bisogna eliminare per arrivare all'elettrico, se non basta entrerà soprattutto quest'anno le aziende cinesi che costano metà di tutte le altre. Ecco, sarà una bella scommessa secondo me questo, perché con 30.000 euro prendi una macchina super accessoriata. Era la settimana scorsa o l'altra che in piazza Milano c'era la coda per vedere le macchine cinesi che stanno presentando che nonostante i dazi nonostante tutto quello che ovviamente noi abbiamo paura e si sta in qualche modo contrastando, nonostante questo arrivano a costare 30.000 una bella macchina. Poi ci sarà il problema dei pezzi di ricambio, ci sarà, ma sono problemi che abbiamo già visto nella storia che vengono risolti. Chiaro. Quindi bisogna farsene una ragione. La ragione spetta secondo me ai governi che sono coloro che mettono le regole, perché dopo noi imprenditori piccoli o grandi ci adattiamo alle regole che ci vengono date. E contrastarle? Se sono regole che... Contrastarle lo facciamo ovviamente nel piccolo a livello regionale piuttosto che e soprattutto a livello nazionale attraverso la nostra associazione, la Confartigianato. Nel mondo dell'artigianato è la prima associazione in termini di dimensioni e quindi di fattore di avere dialogo con il governo, però dopo alla fine è un scaricabarile perché l'Italia dice ma è colpa dell'Europa e quindi alla fine ci perdiamo sempre noi e dobbiamo cercare, come al solito, di rimboccarci le maniche, come si usa dire nel nostro mondo, e cercare
e lo ha dimostrato la crisi della meccanica piuttosto della moda, cercare di innovare il più possibile le nostre aziende, cercare di formare il nostro personale, e per quello che dico che anche i ragazzi, se hanno paura di venire nelle nostre aziende, è perché ricordano il ciabattino, tra virgolette, e le aziende non sono così. Emerge sempre dal nostro centro studi che le aziende artigiane iscritte negli ultimi 2 anni sono cresciute in termini di addetti e hanno chiuso le piccolissime. Quindi questa trasformazione è in atto non solamente in Germania, negli altri paesi europei dove gli artigiani sono da 30 persone, ecco, ma sta avvenendo pian pianino anche noi. Per far questo abbiamo bisogno di aziende strutturate, capaci, con personale capace, nessuno ha più bisogno del manovale, così, di quello che scopava al magazzino, si usava dire ai tempi dei nostri genitori, ma abbiamo bisogno di persone preparate. Persone preparate, quindi che facciano tutti gli ITS, tutto, quindi il mondo della formazione, noi ci stiamo dando da fare moltissimo perché abbia quell'evoluzione legata al mondo di adesso. Oggi come adesso siamo costretti a vivere tempi brevi, sia economici che sociali, adattarci, modificarci e crescere in base ai tempi. Infatti, volevo leggere un messaggio che è arrivato poco fa, vediamo un attimo se eccolo qui. Ho appena fatto riparare la mia cabina doccia dopo 3 settimane di attesa, non venitemi a dire che gli artigiani se la passano male, per non parlare del conto pagato, ma è possibile che i giovani non capiscono queste opportunità? Allora, è vero in parte, nel senso che oggi come oggi mandare in giro un personale con un furgone, bisogna mandarli in 2, perché salvo che non sia un artigiano che lavora in prima persona, ma oggi come oggi se hai personale devi mandarlo in 2 per la sicurezza, perché per gli sforzi, cioè, c'è tutto un meccanismo per cui costa. Ci sono dei costi, purtroppo legati a molte situazioni. L'importante, io dico sempre, che sia tutto regolare, siamo contro il nero in modo assoluto, però i costi ci sono, si fa fatica, anche noi stessi, cioè se ho bisogno dell'elettricista che venga a casa mia, perché? Perché sono rimasti in pochi. Tutti vogliono fare i lavori dove lavorano più tempo, venire a fare la singola manutenzione delle 2 ore o cose del genere, si fa fatica perché sono in pochi e perché la marginalità, allora se hai personale è molto esigua, se sei da solo invece la marginalità esiste. Quindi la famosa partita IVA di quello che è sempre esistito nel nostro, che è l'imprenditore col boccia de bottega, si usava dire in dialetto. Ecco, il problema è che il boccia de bottega non c'è. E quindi le situazioni, ecco, dopodiché io sempre ripeto dell'avviso, se qualcuno si comporta male ne deve rispondere, quindi non sono qua anche se sono per difendere i miei colleghi artigiani, ma correttezza è correttezza, l'onestà è onestà, ci sono delle tabelle orarie, ci sono dei costi, quelli devono essere, insomma. Certo. Per quel che riguarda la manovra, che c'è stata la manovra finanziaria, vi ha visto abbastanza soddisfatti per la manovra di rigore, ma anche di equilibrio, eccetera. Che cosa è positivo, cosa invece luce ombra? È abbastanza perché cerchiamo di capire la situazione, nel senso che per il cuneo fiscale, per alcune cose riteniamo, insomma, diciamo che c'è da un lato la buona volontà di venirci incontro e di capire la situazione. Gli incontri fatti dal nostro Presidente Granelli nazionale vengono fatti molto spesso, quindi bisogna dire che la classe politica attuale ascolta. Dopo ovviamente si fanno i conti in tasca, il super bonus è stata una mazzata per tutti e quindi ti dicono noi dobbiamo portare a casa il più possibile e quindi dobbiamo razionalizzare le cose nel migliore dei modi. E diciamo che abbiamo portato a casa le briciole, piuttosto di niente, meglio piuttosto. Siamo dell'avviso di vedere come va il 2025 e sperare invece di un 2026 dove ci sia
qualcosa veramente di sostanzioso per le nostre imprese. Cosa si sente di consigliare alle imprese artigiane, perché poi appunto non parliamo di singolo artigiano per le riparazioni eccetera, che visto che sono pochi ci hanno da lavorare, ma per le imprese artigiane voi avete parlato di ricerca di nuovi mercati, di innovazione, di utilizzare l'intelligenza artificiale, anche di investimenti? Sì, le associazioni secondo me sono lo strumento migliore oggi come oggi per le imprese artigiane, quindi non si possono permettere al proprio interno di avere un'organizzazione di espansione, di studi. Ecco, le associazioni invece hanno al proprio interno a livello provinciale, sappiamo benissimo che siamo sviluppati da livello provinciale, regionale e nazionale, ognuno con proprio ruolo specifico, ma a livello provinciale ci sono tutte le strutture e direi che le associazioni, la nostra in particolare, sono organizzate per dare tutte le risposte alle aziende per poter crescere e per poter vivere la situazione di adesso nel migliore dei modi. Dall'aspetto economico e quindi dalla burocrazia, che purtroppo questa non è diminuita, anzi avete detto che è aumentata. Anzi ne abbiamo sempre di più, però c'è un aiuto, paghe, contabilità, ma piuttosto che per altri settori che sono insomma bisogna che anche le imprese che si strutturino abbiano le ISO, le SOA, insomma certe organizzazioni aziendali che sono oggi come oggi indispensabili per un'azienda del futuro, artigiana del futuro. L'internazionalizzazione è un altro tema importante, perché noi non è che viviamo di terzisti, cioè lavoriamo per l'industria e basta. Ci sono delle nicchie importantissime che hanno tutta la loro filiera, quindi dallo studio alla produzione e alla vendita del proprio prodotto, perché sono prodotti di qualità e di nicchia, e queste hanno bisogno di avere anche un consiglio, un aiuto, un supporto, ad esempio per tutto quello che è l'aspetto import-export e quindi internazionalizzazione. Perché ci sono degli ambiti di mercato dove le cose possono andare bene, bisogna trovarli. Ci sono perché un'azienda piccola non ha soldi e tempo. Non possiamo legarci ancora alla famosa Russia, dove molti di noi hanno fatto anche la loro in parte fortuna. Assolutamente, il settore legno per esempio. Ci sono esattamente il marmo, il legno, tutte quelle. Sì. Ma ci sono i paesi arabi, l'America stessa continua a chiedere, aver bisogno della qualità di noi artigiani e di quello che sappiamo fare, per cui c'è solamente di trovare il sistema affinché ci sia questo dialogo tra esigenze, crescita dell'azienda, esigenze quindi, e vendere il prodotti di qualità. 2 secondi soltanto, il settore enogastronomico va bene invece? Il settore enogastronomico e anche quello che riguarda noi chiamiamo bibite, ma che vuol dire insomma il vino e via dicendo, perché abbiamo aziende che imbottigliano e quindi perché sono in parte agricoltori e in parte dopo rientrano anche nel nostro settore, ma soprattutto quello che l'alimentare proprio nei prodotti stanno vivendo un momento molto, molto favorevole. Siamo un attimo sul chi va là, sull'aspetto di Trump che vuole mettere dei dazi, e quindi questo secondo me potrebbe spaventare molto di noi. Vedo che il governo si sta dando da fare per avere un buon dialogo con tutti i paesi del mondo, speriamo quindi che continui ad avere un buon dialogo con Trump, non solamente per la disavventura della giornalista, ma anche per quello che è l'economia, e quindi affinché non ci siano dazi che preoccupino il nostro paese, ma soprattutto che i nostri prodotti non vengano falsificati, che è un altro tema importante che noi ci adoperiamo, perché la falsificazione è una cosa disastrosa per le nostre aziende, ma è soprattutto per i consumatori. Certo, perché la filiera nostra è controllata, ripeto, non è più l'artigianato di una volta in termini di organizzazione, e quindi questo è un bene comune, insomma. Chiaro. Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato del Veneto, la ringrazio molto, veramente è stato esaustivo e ha abbracciato tutti i settori e anche dando delle risposte ai nostri telespettatori, le auguriamo buon lavoro.
E a voi cari telespettatori, rivedete eventualmente la puntata su YouTube oppure sul web. Vi ringrazio di averci seguito, a presto.